Questi qui sono dei piccolissimi punti che vi facciamo vedere, ma sono, vedrete dopo un po' i numeri, sono tutti progetti dove si potrebbero costruire 20.000 metri quadri, 100.000 metri quadri, 2, 3, 4.000 abitazioni, posti di lavoro per 10, 20, 30.000 persone. Allora abbiamo studiato il nodo, la porta d'acqua di Mestre, la stazione di Mestre, in realtà affaccia sulla laguna, perché la darsena del canale Ovest è il primo punto di affaccio della città, di terraferma alla laguna e all'acqua. Questo sistema potrebbe essere collegato da un sistema complesso dove si possono avvenire diciamo insediamenti sia di tipo produttivo che terziario, ovviamente perché la vocazione è terziaria ma anche residenziale, e aprire il nodo della stazione verso la città lagunare e quindi verso tutto il ripristino, diciamo, e la reinvenzione di tutta Marghera. Luoghi che interpretano questa condizione, luoghi dove si possono ricreare la piazza d'acqua. Quando ragionavamo con gli studenti, quello lì è un bacino largo 250 metri, quella lì è la piazza, non possiamo dire la piazza San Marco del futuro del 2050, ma dobbiamo pensarla così. Piazza San Marco si arrivava, era il porto di questa città. Questa qui diventa, vicino alla stazione, un luogo importante, un luogo civico su un grande canale, in questo caso industriale o ex industriale, che è la porta d'acqua della città. Funzioni pubbliche, spazi dove la città di terraferma torna a vivere sull'acqua e ne diventa porta. Abbiamo immaginato che in questo luogo si potrebbe anche insediare un centro di studi per l'acqua, questa città d'acqua ha la sua prerogativa, la sua vocazione. In questo si possono studiare mobilità innovative dell'acqua, si possono studiare sistemi di maree, si possono studiare molte cose, creare specificità, innovazione, specificità e competenza di questa città straordinaria. E allora vedete che c'è sempre questo rapporto in tutti i progetti, che vi prego di non guardare se vi piacciono o non vi piacciono, si tratta solo di capire. Progetti che riescono a interpretare questa condizione anfibia come un valore, il fatto di avere un piede nell'acqua, un piede nella terra, essere sempre porta di una laguna, porta verso il centro storico e sempre nuovo modo di vivere la città di terraferma. Quindi inserti molto parziali nell'ambiente industriale, dove si possono immaginare interventi in coesistenza con il grande e peraltro anche affascinantissimo ambiente industriale, le grandi misure, le grandi gru, piccoli interventi portuali, darsena di porto, questo l'abbiamo chiamato Campalto Porto, una specie di affaccio sulla laguna che potrebbe dare lo sbocco di quella che oggi è solo periferia, ignorando la sua condizione di straordinaria posizione sulla laguna, perché è costruita non guardandola dall'acqua, ma è stata costruita guardandola da terraferma e si è stata un po' solo sparpagliata. Abbiamo chiamato Tessera Porto, sembra piccolo, però anche qui si possono costruire 40-50 mila abitanti senza modificare nulla, creando una vera e propria porta della laguna in quella condizione e anche interscambio verso i parcheggi dell'aeroporto. Naturalmente la marittima, guardate i numeri, sono 20, 40, 60, 72 ettari dove si possono fare parti di città. Noi riteniamo che la città di Venezia debba sempre avere il porto. Non entriamo adesso nel merito delle questioni di dimensione delle navi, grandi e troppo grandi, ma il porto deve rimanere, solo che il porto può anche convivere con essere una parte abitata di città. Anche nel porto, in questo quartiere marittimo, potrebbero esserci spazi non solo per le attività fieristiche, ma anche altri spazi commerciali, direzionali, possono esserci abitazioni, è stato citato prima, c'è la marittima, c'è la Scomensera, come avete visto nella planimetria, c'è la rete a gas, ci può arrivare il tram, ci può arrivare la stazione dell'SMR, si può ragionare. Questi sono flash per poter iniziare a ragionare. Possono convivere le navi con un sistema urbano importante, nuovo, che darebbe
linfa vitale al centro storico, altri livelli economici, altri tipi di attività, altri tipi di popolazione che potrebbe permettersi di abitare nella città storica, e questo vuol dire che rifarebbe rivivere anche la città storica portando altre attività e altre persone. E l'ultimo grande episodio, la questione di Marghera, dove noi abbiamo immaginato che anche lì, con attenzione ma anche con grande forse occhio di distanza, ci potrebbe, mantenendo tutto il sistema del porto commerciale, ma una parte, che è quella attorno al polo dell'innovazione, quindi al Vega, ovviamente cercando di eliminare alcune paradossali situazioni come quella della raffineria, si potrebbe immaginare una nuova parte di città. Guardate questa immagine che avevo chiamato il canale grandissimo e il canale grande. Queste sono le due dimensioni. Quello di cui stiamo parlando è il canale grandissimo, cioè il canale industriale nord di Marghera, lungo il quale si può immaginare di costruire di nuovo una vera città innovativa d'acqua, con un waterfront di 5 km, immaginando quello che dicevo prima, che qui si costruisca una città complessa, dove la produzione c'è, rimane ed convive con la vita, con l'abitare, con le abitazioni. Faccio scorrere un po' di immagini. Questa è la situazione, queste sono le superfici, questa è la prima parte che probabilmente carbonifera attorno al Vega potrebbe essere di brevissimo, a brevissimo anche costruibile. Poi ci sono parti che hanno naturalmente delle tempistiche più complicate e più lunghe. Stiamo parlando di cose che si possono fare domani, ma di cose che possono e devono essere pensate fino al 2050, quindi non sappiamo quando va via la raffineria, però possiamo immaginare che questo canale grandissimo si trasformi in una piccola porzione, diciamo, a erodere una piccolissima porzione del porto commerciale, ma che diventerebbe una grandissima parte di città. Potremmo immaginare naturalmente che si trasformi l'area della raffineria con 100 ettari di parco, e anche però sempre con questo tessuto, diciamo, che permetta di portare sia la produzione, la residenza e le attività, creando città. Faccio vedere, correre un po' di immagini. Sempre la città che si ricostruisce sull'acqua, sempre situazioni di nuove fondamenta, di nuovi spazi, di nuove piazze, di nuovi edifici, di nuovi collegamenti, anche con una funivia urbana che permette di superare un po' gli ostacoli dei canali e delle ferrovie, i vaporetti che girano negli attuali canali industriali, e credo che questo, sono le ultime immagini. Ho chiuso questa immagine sognando e rimettendo il nostro simbolo della European Green Capital su questi progetti, che potrebbero essere i progetti pilota con i quali questa città, ecco, per rispondere a San Vito, potrebbe forse cominciare, anche cancellando tutti quelli che abbiamo visto e rifacendoli meglio, ma studiare, mettersi su, tirarsi sulle maniche, studiare, provare a disegnare e disegnare un futuro sostenibile e però anche di benessere per questa città. Grazie.